Quindi avete visto che lasciando le dita una a una otterremo la scala di Do maggiore. Naturalmente se avete un friscaletto in Sol, in La, in Si bemolle, quel che sia, otterrete la scala di La maggiore, di Sol maggiore e via di seguito, sempre con le stesse posizioni, non cambiate completamente posizione. Allora i primi esercizi li farete provando, diciamo, la scala, e attenzione a una cosa, quindi ogni nota staccatela con la lingua, cioè tu, leggermente, per poter passare da una nota all'altra. Se chiaramente inizialmente ci sarà una salivazione eccessiva del friscaletto, addirittura si ottura, casomai dovesse succedere, fermate, lasciatelo asciugare oppure soffiate così per liberare il passaggio. Questo naturalmente succede anche quando uno studia il clarinetto o studia il sassofono. La salivazione è molto più eccessiva quando uno non conosce o non sa suonare lo strumento. Assieme alla scala maggiore faremo l'arpeggio maggiore. L'arpeggio in questo caso, che è Do, quindi viene Do, Mi, Sol, Do, sarebbe l'arpeggio. Quando si fa l'arpeggio bisogna lasciare le dita a due, perché noi siamo qua sul Do, abbiamo detto Do, Re, Mi, quindi lasciamo queste due dita e avremo il Mi. Mi, Fa, Sol, quindi lasciando queste due dita avremo il Sol, Sol, La, Si, Do, e in questo caso sono due dita, anche se il passaggio, diciamo, ce n'è uno in più, e qua avremo il Do. Quindi poi avremo Do, Sol, Mi e Do. Quindi appoggiando, togliendo due dita alla volta, faremo l'arpeggio di Do. E in questo caso quindi dovrebbe essere così, dalla scala. Quello è l'arpeggio. Quindi ripeto, naturalmente quando si fanno gli esercizi li dovete fare sempre piano e lenti, non dovete avere premura ad accelerare o a farli veloci, è la cosa più sbagliata che possa esistere. Memorizzate prima, fate memorizzare anche alle mani il movimento che devono fare, quindi gli esercizi sempre lenti, con calma, senza avere la premura di dover suonare subito, aspettate, abbiate la pazienza di aspettare le impostazioni che vi creerete voi stessi. Oltre a questo esercizio della scala, che magari lo farete per 10 minuti al giorno, quello che sia, con gli arpeggi, provate a fare anche gli esercizi a 5 note partendo dal Do, cioè sarebbero questi. E via di seguito. Quindi partendo dal Do avremo Do, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re. Poi partirete dal Re, Re, Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Re, Mi. Quindi e qua finite. Quindi siamo partiti dal Do, abbiamo fatto Do, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, fino a qua. Poi partiamo dal Re, Re, Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi. Lo ripetiamo sempre 2 volte, ogni passaggio lo facciamo 2 volte. Poi Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Mi, Fa, Sol, La,
sol, fa, mi, scusate che pensavo di aver sbagliato, e l'ultimo è fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, e chiudiamo qua. Naturalmente anche qua gli esercizi dovranno essere fatti gradatamente, prima piano e poi man mano si cerca di aumentare, come tutte le cose, come tutti gli strumenti musicali. Quindi mi sembra che anche oggi possiamo chiudere la lezione. Se avete riscontrate problemi o avete qualche domanda da fare, potete mettere dei commenti sul video che naturalmente troverete su YouTube. Quindi la seconda lezione finisce, speriamo di rivederci presto e che sia una lezione che chiarisca un poco il modo di suonare il friscaletto. Ciao!